Ancora un incidente gravissimo in montagna scuote il Bassanese, sta lottando tra la vita e la morte Cesare Zilio, architetto di 36 anni originario di Borso del Grappa, noto professionista che vive e lavora a Bassano, travolto da una slavina mentre si trovava in Alto Adige per le vacanze di Pasqua. Appassionato di sport e alpinismo, Zilio pare stesse risalendo verso Cima Grava quando una valanga, a causa delle temperature in innalzamento, si è staccata dalla montagna, battendosi sul 36enne che è stato trascinato per centinaia di metri. Scattati i soccorsi, il professionista è stato ritrovato sotto 1,5 metri di neve, in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione è stato egli trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano, dove si trova ancora in terapia intensiva. Un copione che purtroppo si ripete a pochi giorni dalla tragedia in Tirolo, quando una slavina travolse e uccise Federico Giubilato, l'ingegnere di 42 anni di Cassola, in Austria, per una sciata fuori pista con gli amici. Intanto queste per Cesare Zilio sono ore cruciali.